Buongiorno carissimi amici di Archeosarravus. Oggi, la gita di oggi sarà a Quirra, in comune di Villapuzzu, a vedere la tomba ipogeica. Eccolo là il cartello. Tomba ipogeica Soro. Tra l'altro in bellissima compagnia, come potete vedere, Marta e Fabio. Oggi Archeosarravus sarà al completo. Ci vediamo là. Allora, per arrivare al sito, diciamo che è facilissimo, perché dal cartello dalla strada al sito quanti saranno? Un centinaio di metri, neanche, forse centinaia di metri facciamo, dai. Tra l'altro, giungendo, vi accorgete che siete arrivati perché c'è un cartello descrittivo che ci racconta un po', di cosa si tratta. La curiosità che subito balza all'occhio è che praticamente hanno messo il cartello davanti alla tomba. Praticamente per accedere e vedere un po' più da vicino il sito bisogna o passare sotto o sopra o magari passare in mezzo ai cespugli. Avrebbero potuto metterlo poco più in là, anche perché se vuoi fare una foto da lontano c'è il cartello che ti disturba. Però è un piccolo dettaglio. Comunemente definita Domus de Janas, Soru in realtà dovrebbe essere una tomba ipogeica risalente al Neolitico. Come potete vedere, ragazzi, qua abbiamo l'ingresso che è abbastanza definito, abbastanza lavorato, no? Gli stipiti scolpiti, non si vedono segni di scarico dell'acqua. Di solito capita che all'ingresso ci sia sotto uno scarichino per l'acqua piovana. Quello che purtroppo ci colpisce al cuore è che, ecco, la parete dell'anticella e quella della cella là sono crollati, quindi sono aperti, ma probabilmente originariamente si entrava da qua con l'anticella. Tra l'altro qualche cretino c'era scritto a pennarello, e si entrava poi tramite questa porta qui che vediamo nel dettaglio nella cella vera e propria. Molto bene, molto bene. Oggi gita abbastanza breve, ripeto, un sito facilmente raggiungibile. Vi consiglio di venire a visitarlo perché è veramente carino. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete mi piace, condividete, fate condividere ai vostri amici. Seguiteci che a noi ci dà forza e coraggio. Alla prossima. Ciao! Ciao!